Consigliere comunale Spataro, siamo qui davanti al comune, lei svolge sempre un'attività di pungolo e di stimolo verso l'amministrazione comunale. Parliamo non sul problema della differenziata, nonostante i tantissimi impegni del neoassessore Amel, ancora le criticità sono tante e tanti ancora sono i punti deboli, anche perché il territorio di Agrigento è molto vasto, anche su questo lei è particolarmente attento. Guardi, con molta onestà intellettuale devo dire che con l'avvento dell'assessore Amel c'è stata una linea di discontinuità rispetto all'altro assessore, perché si ci trova di fronte ad una persona che comunque con grande chiarezza e con grande saggezza ascolta anche quelle che sono le interlocuzioni con i consiglieri comunali, che cercano di dare delle proposte che siano il più possibile vicine alle richieste che la gente giornalmente fa. Sicuramente resta un problema e il problema è abbastanza gravoso. È un problema che secondo me è un problema intanto di carattere culturale. Gli agrigentini devono capire che la raccolta differenziata è un punto di non ritorno, nel senso che non è un percorso irreversibile, ma ormai è un percorso amministrativo irreversibile, perché ce lo impone la Comunità Europea, perché ce lo impone la Regione Sicilia, e ciò comporterebbe dei tagli ai trasferimenti nei confronti del comune stesso. Credo che bisogna agire sotto questo profilo e bisogna agire soprattutto nei confronti di quelle persone che non hanno pagato e non hanno mai pagato e che continuano a non pagare, e creare queste gravi disfunzioni nel servizio stesso. Per cui cercherò di dare voce a quelle che sono le richieste dei cittadini su questo punto. Ci sono alcune zone che non vengono servite adeguatamente e ci sono altre zone che devono essere servite meglio rispetto a come sono state servite. Credo che il problema cardine sia un controllo minuzioso del territorio attraverso i nostri vigili urbani, perché solo attraverso un'attività di repressione seria e vera è possibile combattere quell'abusivismo di tutti quei soggetti che non hanno mai pagato la tassa per lo smaltimento dei rifiuti.